frattempo stanno montando i gonfaloni delle nuove contrade della Giostra della Rocca. Sono arrivati i capi contrada e la nostra presidente della giostra Paola Signoretto, che sta coordinando i lavori, anche perché ricordiamo che quest'anno la Giostra della Rocca compie 40 anni. È diventata una quarantenne. È diventata una quarantenne, quindi 20 più 20, la maggiore età, no? Doppia maggiore età. E quest'anno sono in serbo veramente tante sorprese che non possiamo assolutamente svelare. Non possiamo svelare, però alimentiamo la curiosità, giusto sì, perché la gente venga a trovarci qui a Monselice. Abbiamo un calendario fitto di eventi e manifestazioni. Beh, poi naturalmente Monselice in questi ultimi periodi ne ha diversi. Siamo pronti? Ok, allora si esibisce per primo, il primo gruppo è il gruppo Tempesta Noale con Vedo Ato. Si prepari Megliadino San Vitale con Marchioro. Rispetto agli adulti, e loro hanno dei tempi di esecuzione minori. Comunque devono sempre aspettare il fischio del giudice prima di iniziare la loro performance. È tutto pronto, vedi, i giudici sono già posizionati, stanno solo aspettando il via da parte del giudice supremo. Si esibisce Megliadino San Vitale con Marchioro. Si prepari Arquatesi 1 con Sivieri. Io ho sempre il certificato per i ragazzi portoghesi. Ok, però ricordatevi quello là. Sì, che è venuto in casa. E noi tanto ok, però si chiede sempre con te perché
No, infatti ho visto dopo, ma grazie. Adesso si esibisce Sivieri per Arquatesi 1 e si prepari Tomaini per Arquatesi 2. Si esibisce Tomaini per Arquatesi 2, si prepari Fenza per Arquatesi 3.
Allora si conclude i singoli esordienti con l'esibizione di Arquatesi 3, Fenza, e si prepari per l'inizio dei singoli giovanissimi, Gottardello per Tempesta Noale. Per i singoli giovanissimi si esibisce Gottardello per Tempesta Noale, si prepari Boschirotto per Megliadino San Vitale. Rimanete sotto il gazebo all'ombra un attimino, ragazzi. Sì, perché tra poco iniziano proprio la categoria singoli giovanissimi e hanno necessità così i giudici di predisporre proprio l'area dedicata, quindi un minutino, due di attenzione e dopodiché si ricomincia la gara. È dovuto anche al fatto che devono predisporre il programma, perché c'è una serie di punteggi molto complicati da quello che abbiamo desunto ascoltando ieri sera. Esatto, ogni giudice ha il suo dettaglio, la sua caratteristica da visionare e a cui dare il punteggio. Allora il coordinatore qui a fianco, stavolta diciamo giusto il nome. Ti rilassi oggi, Andrea Zorzi. Beh, d'altronde avevano scritto quello. Oggi Andrea si rilassa e ride. Ieri rideva lo stesso, ma... Beh, insomma, più o meno. Era un po' più teso. Dopo che abbiamo beccato anche l'acquazzone. Ti sei divertito comunque, Andrea? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Beh, è stato molto complicato ieri, ma veramente, cioè il trasferimento al palazzetto di Schiavonia in un batter d'occhio, riprendere le... Ok, i giudici danno il via, ragazzi. Allora vedremo l'esibizione di Gottardello per Tempesta Noale, si prepari Baschirotto per Megliadino San Vitale.
Si esibisce Baschirotto per Megliadino San Vitale, si prepari Serpa per Arquatesi 1. C'è la verifica sempre da parte del giudice di campo della bandiera. E adesso si esibisce Serpa per Arquatesi 1 e si prepari Fenza per Arquatesi 2. Sto facendo quattro cose contemporaneamente. Se poi facendo no, sai se poi basso.
Siamo giunti all'ultimo, singoli giovanissimi. Si esibisce Fenza per Arco Attesi 2. Si preparino poi i singoli under 15. Adesso come prima qualche minuto per prepararsi alla prossima categoria che sono i singoli under 15. Allora stavamo parlando fuori onda, così si dice, no? Per quanto riguarda gli appuntamenti della 40esima edizione della Giostra della Rocca, sì, che anche quest'anno la Quintana si svolgerà in via Piave. È stata riconfermata questa location, quindi la giornata ultima conclusiva, che è proprio il giorno finale della Quintana, che si terrà il 21 di settembre, si svolgerà in via Piave. Viene riconfermata, insomma, dai. Ok. Allora adesso diamo il tempo e quindi nei singoli under 15 si esibirà come primo Greggio della Città della Rocca 1 e si prepari Benside della Città della Rocca 2. Quindi siamo pronti perché ci sono tantissime sezioni oggi pomeriggio. Allora siamo pronti, si esibisce Greggio per Città della Rocca 1 e si prepara Benside Città della Rocca 2.
Bene, si esibisce ora Benside per Città della Rocca 2. Si prepari Busy Green per Città della Rocca 3. Allora adesso si esibisce Busy Green per Città della Rocca 3, si prepari Casson per Tempesta Noale.
gruppo Tempesta Noale si esibisce Casson. Si prepari Albertin per Megliadino San Vitale 1. Adesso si esibisce Albertin per Megliadino San Vitale 1, si prepari Nola per Megliadino San Vitale 2.
Si esibisce Nola per Megliadino San Vitale 2, si prepari Rinaldo per Megliadino San Vitale 3. Allora va a entrare. Guarda qua. Adesso si esibisce Rinaldo per Megliandino San Vitale 3, si prepari Dessì per Acquatesi 1.
Si esibisce ora Dessi per Arquatesi 1, l'ultimo per i singoli under 15. Bene, si conclude anche la categoria singoli under 15. Tra un po' riprenderemo con le coppie esordienti.
qualche minuto e dopo rientreremo nella gara di questo campionato veneto giovanili 2025 per i musici e gli sbandieratori. Ieri, tra il pomeriggio e la sera, si sono svolti quelli degli adulti, nonostante il tempo un po' birichino. Allora ricordiamo anche che Monselice in questo ultimo periodo è interessato dallo sport delle due ruote. C'è stato il passaggio il 23 della corsa ciclistica in rosa maschile. Ad esempio il 10 luglio invece ci sarà la tappa del Giro Donne qui e si fermeranno, l'arrivo è previsto proprio qua in Piazza Mazzini, quindi il 10 luglio. Però c'è anche un altro grosso appuntamento dell'Unione Ciclistica Internazionale, quindi non è una cosa solamente italiana, perché ci sono oltre 600 atleti da parte di tutta l'Europa e anche dal mondo. Il 1° luglio ci sarà la marathon di mountain bike, quindi tutti i colli saranno interessati perché ci sono 3 percorsi. Il primo percorso è di 1 giugno, è interessato a 63 km, ci sarà un dislivello di 1700 metri. La classica invece interesserà gli atleti che la decideranno di percorrere, di 41 km, 1100 metri, e la cicloturistica e-bike, cioè quella elettrica, di 37 km, di 700 metri di dislivello. Quello che è bello anche perché saranno coinvolti anche i Marvel Actors, quindi quelli dei Luca Comics, perché avremo la presenza di Spider-Man, Mr. Strange, Tony Stark, quindi quelli ufficiali, cosplay ufficiali, non quelli che sono un po' camuffati, quindi proprio della Marvel Actors saranno presenti il 1° giugno qui nella piazza di Monselice, non solo qui ma anche all'interno dell'Airone, quindi c'è l'opportunità di vedere tantissime cose. Ok, adesso vediamo se il giudice supremo ci dà l'ok, noi partiamo. Siamo pronti? Sì. Perfetto. Ok, partiamo con le coppie esordienti. Si esibisce Marchioro e degli Stefani per Megliadino San Vitale. Si prepari Tomaini Fenza per Arquatesi. Cinese ahí. No, perché mi dava il vedi, Eccolo che sopraggiunge il gonfalone che è rimasto un po' indietro. Facciamo un applauso a questi bambini che si stanno impegnando tantissimo oggi, anche col caldo, il sole, il vento. Non hanno paura di nulla. No. A me in mente che con me. Ha tu visto come in mente che con me? Davide, cosa si dice?
Si esibisce Tomaini Fenza per arco attesi. Non vado da nessuna parte. Guarda Madrid. Si conclude la categoria coppie esordienti, che ricordiamo l'età va dai 7 ai 9 anni. Adesso si preparino le coppie giovanissimi, l'età è tra i 10 e i 12 anni. Allora, il menù in castello da qua Polesine. Quindi diamo il tempo tecnico che la giuria determini così la nuova predisposizione per quanto riguarda proprio le coppie giovanissimi, adesso vedremo, no? Tra i 10 e i 12 anni, quindi un'altra fascia d'età. Comunque molto interessante vedere questi bimbi, sono dei mini atleti, sono degli atleti, mini atleti. Carinissimi, molto teneri, anche con i loro abiti, con i loro costumi e i loro strumenti. Allora, il menù in castello da qua Polesine. Questa sera Ragù dell'orto, penne a ragù dell'orto. Questa è Comunque anche qui nella città di Monselice, se volete visitare una bellissima mostra che è il Museo San Paolo, qui, che è qui a fianco della come si chiama? La Fontana Botta, c'è una bellissima mostra dal titolo Mater Mundi, ci sono 13 artisti internazionali, artisti che stanno esponendo
a Barcellona, in tutta Europa in questo momento, e hanno portato anche una parte delle loro opere. Ci sono al piano terra, ci sono praticamente i quadri piccoli, invece nella sala della Buona Morte che si sale con l'ascensore ci sono le grandi tele. Benissimo, siamo pronti. Allora, categoria coppie giovanissimi, si esibisce Corrò Coletto per Tempesta 1, si prepari Basso Vedovato per Tempesta 2. Si esibisce Basso Vedovato per Tempesta 2. Si preparino Baschirotto Zanellato per Megliadino San Vitale. No, questo sono 4 ore.
Adesso si esibiscono, sempre per le coppie giovanissime, Baschirotto Zanellato per Megliadino San Vitale. Si prepari Serpa Ballani per Arquatesi. Però si può dire, gli altri così vicini al girone con le grandi squadre, veniamo su un attimo. Oddio, sì, di quattro, però è come Si esibiscono ora come ultima coppia giovanissimi Serpa Ballani per Arquatesi. Si preparino poi le coppie under 15.
E così si conclude la categoria coppie esordienti. Adesso i soliti 2-3 minuti e poi no, coppie giovanissime, scusa. Adesso tra poco partiremo con le coppie under 15, dai 13 ai 15 anni. E il sole lo sentiamo anche noi, Quindi, sì. sì, si sente. Ieri è piovuto, siamo dovuti scappare, trasferirci in quel di Schiavonia all'interno del palazzetto. Certo. E oggi vorremmo scappare perché il sole ci sta cucinando. Anche perché noi Però- siamo più abituati ai studi radiofonici, quindi siamo o al chiusi, fresco o al fresco, o al caldo d'inverno. e quindi all'aperto. Effettivamente Ci ieri siamo sera abituati. siamo andati a casa sicuramente congelati. La nostra voce questa mattina ha dovuto passare un po' di Abbiamo dovuto così mettere un po' di balsamo alla nostra gola. sì, un po' di miele, un po' miele e limone, Non quello siamo abituati. è la caratteristica. Ok. Allora, tante cose ci sono qui nella città di Monselice e adesso cosa raccontiamo? Raccontiamo questa qui, no? Il discorso È un anno speciale. importante. È un anno speciale, Roberto, è l'anno del giubileo 2025 che si perpetua l'indulgenza proprio qui nella a città. Monselice. La spieghiamo velocissimamente. Riguarda la bolla di Papa Paolo V, ho fatto giusto? Sì, dal 1605 comunque. Sottolinea che la durata di questa decisione è perpetua. Questa bolla pontificia è stata confermata successivamente da Papa Clemente XIII, io qui i numeri romani non sono ferrata, in assenza di successive indicazioni contrarie emanate da un pontefice, da Papa Paolo V, che vale ancora oggi anche in presenza delle disposizioni del Concilio Ecumenico Vaticano. Pertanto Il volo, se il non volo. volano via anche i nostri fogli, è ora di partire. Ok, Se siamo pronti, riprenderemo più tardi, dai. Allora, adesso riprendiamo con le coppie under 15. Si esibisce Città della Rocca con Greggio Benside. Si preparino Corrò Nori per il gruppo Tempesta Noale.
Adesso si esibiranno Corrò e Nori per Tempesta Noale. Si prepari Nola Rinaldo per Megliadino San Vitale. Si esibisce Nola Rinaldo per Megliadino San Vitale, si preparino Andreetto De Vacchi per Arquatesi 1.
Adesso si esibiranno Andretto ed Evacchi per Acquatesi 1. Si prepari Felisatti Boldrin per Acquatesi 2. Si esibiscono Felisatti Boldrin per Arquatesi 2. Si preparino Dessì e Altieri per Arquatesi 3. Devo parlarne con Vighi, devo parlarne un po'.
Adesso si esibiscono sempre per le coppie under 15 Dessì Altieri per Arquatesi 3 e poi ci sarà un attimo di riposo perché poi inizieremo per quanto riguarda la serie delle squadre esordienti, squadre giovanissimi, squadre under 15. Qualcuno tira fuori i chiarini. Ah, fanno subito, io ho capito che lo facesse fare. No, ma non suona. Ma fanno solo più di male. Aspetta Leo! A casa lì. Dai, Candevo! E con questo esercizio si conclude anche la sezione delle coppie under 15, quindi tra poco ci prepareremo anzi per assistere alle squadre esordienti, squadre giovanissime, squadre under 15, certo. Allora Andrea ci dice una decina di minuti per cui noi prendiamo un po' di fiato, cosa facciamo Eva? Vai Con la musica di Free Radio. Vai con la musica di Free Radio anche perché tu oggi sei solo registrata. Dalle 17 alle 19 Cominciamo un po' a ristabilire, Quindi avete un po' di tempo per risettarvi e poi rientriamo nella seconda parte.
ricreazione. Ragazzi, la ricreazione è finita. Ok, noi scherziamo sempre ragazzi, è Con normale. calma, esattamente, con calma ragazzi. Dobbiamo uscire dal campo di gara perché ritorneremo proprio all'interno del campionato Veneto Giovani 2025 che Esatto, si sta adesso- svolgendo qui all'interno della città di Monselice. Ok, Adesso entreremo nell'ultima parte, Roberto, con le squadre esordienti, le squadre giovanissimi e le squadre under 15. allora prima ti ricordi che abbiamo sospeso Sì. un discorso relativamente al Giubileo 2025 perché qui nella città di Monselice potete percepire ed avere anche l'indulgenza. Infatti, dove eravamo rimasti? Qui, cioè praticamente che il Concilio Ecumenico Vaticano in materia di culto ha confermato quelle disposizioni di allora. Pertanto l'anno santo del 2025, indetto da Papa Francesco, assegna al santuario delle 7 chiese in Monselice, per volere del vescovo di Padova, Limitata. l'immutata Il caldo. prerogativa di santuario giubilare per coloro che varcano la porta romana, la soglia dell'oratorio di San Giorgio e della pieve di Santa Giustina. Praticamente dovete giungere sopra il monte, no? Qui alla nostra destra per raggiungere le 7 chiesette. Ecco, questo è un aspetto importante, no? Perché voi sapete che sì, siamo pronti, dai. Allora Ragazzi, se potete per cortesia uscire dal campo. finiscono il riscaldamento e poi Grazie. adesso partiamo con un'altra serie. Iniziamo adesso con le squadre esordienti, quindi si preparino i gruppi all'entrata di Piazza Mazzini. Ehi, no, tra poco tocca a voi. Concentrati dal primo all'ultimo lancio, dalla prima all'ultima coreografia. Fate bene, precisi e prendere le Comunque diamo già l'ordine di esecuzione. Si esibisce il gruppo Tempesta Annuale. Si prepari Megliadino San Vitale che avrà anche i musici in gara.
tocca a voi. Facciamo un bel applauso perché è veramente bravissimi Anche dare il tempo. a dare il tempo. E naturalmente vedo i colori della cerva di Noale, Sì. perché per tanti anni proprio ho condotto il palio di Noale e mi ricordo quei colori lì della bimba. Ok, andiamo avanti. Allora adesso si esibiscono Megliadino San Vitale insieme con i musici che sono ancora in gara. E si prepari Arquatesi. Attenti alla linea! Dai, dai, dai! Dai! La parte! Vai, vai, vai! 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 Vai, Gigi, dai! Vai, vai, vai! Bravi, avanti! Gabba! Vai! Vai, vai, vai! Vai, Gigi, dai, prendetela! Dai! Vai, vai, vai! Prendi, vai, 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 vai! Bravi, avanti! Prendi! Vai! Dai, 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 andiamo! Vai! Vai, prendilo! È meritato applauso anche a Bravi, questi bravi! esordienti. Adesso ci liberiamo anche noi un po'. Siete una forza Siamo unica, ragazzi. Siamo rimasti sempre in silenzio. Salutiamo Roccia che è là in mezzo tra il Ah, sì. pubblico. Roccia onnipresente. Onnipresente, che lui è il coordinatore della gara in notturna dei musici dei tamburi, dei tamburini, quindi questo spazio coloratissimo. Ok, allora vai. Si esibisce l'ultimo gruppo per le squadre esordienti, gli Arquatesi.
Meritato applauso anche per questi di Arquatesi, uguali, noi siamo per tutti quanti. Adesso abbiamo una pausa prima che si riprenda la gara con le squadre dei giovanissimi. Attendiamo che i giudici diano il loro punteggio. Anche perché dobbiamo aspettare quei 2-3 minuti perché loro predispongano. Allora ne possiamo approfittare. Raccontiamo perché siamo nella città di Monselice e tu ultimamente sei stata ad Este, no? Siamo stati all'ex pescheria. Sì, all'ex pescheria di Este, oggi ci troviamo a Monselice, comunque sempre nel nostro comprensorio, nel nostro territorio. Però noi evadiamo dai territori. A noi piace evadere. Siamo extraterritoriali. In particolare per Monselice abbiamo anche un occhio di riguardo in più, visto che è la città giubilare dei cammini. Sono sempre più i viandanti e i pellegrini che transitano per Monselice a piedi, a cavallo, in bicicletta, e intorno a questo antico fenomeno di mobilità storica per la città della Rocca oggi si aggiunge il sempre più diffuso stile del turismo lento, alla scoperta di paesaggi e borghi insoliti. Monselice è crocevia dei cammini, vi passano 4 cammini dei quali è in corso la mappatura. La stessa città di Monselice è meta di pellegrinaggio grazie alla presenza del santuario giubilare delle 7 chiese. Chi si reca da pellegrino in questo luogo può ricevere l'attestato di avvenuto pellegrinaggio rilasciato previa richiesta dal rettore del Sacro Monte, insomma, e dell'associazione Monselice Città dei Cammini. Allora specifichiamo anche i 4 cammini che ci sono. Si passa da via Romea Germanica e la Romea Strata, il cammino di Santiago e il cammino di Sant'Antonio, quindi è un bel crocevia di strade. E poi ci sono i 4 principali monumenti. Esatto, i monumenti principali che sono l'antica pieve di Santa Giustina, la chiesa di San Giacomo dove si custodisce la reliquia del dito dell'Apostolo, il capitello di Sant'Antonio, di Vicolo delle Mura e l'oratorio di San Giorgio, che costituisce numerose reliquie dei santi martiri provenienti dalle catacombe romane. E quindi c'è un'occasione. Siamo pronti? Ok. Allora, squadra giovanissimi. Possiamo riprendere. Si esibisce Borgo Veneto. Si prepari Tempesta 1 Noale. Occhio! Calma!
Bene, si conclude qui anche la categoria squadre giovanissimi. Adesso ci sarà qualche minutino di pausa, così daremo modo ai nostri giudici di dare il punteggio. Si preparino poi le squadre under 15. Rispetto a ieri, oggi ci sarà una premiazione differente. Si tratta del medagliere. Il medagliere sancisce il titolo di miglior gruppo giovanile del Veneto e tiene conto delle medaglie ottenute nei vari esercizi. Chi ottiene più ori vince il medagliere. In caso di parità di ori si verifica più argenti e così via. Chi si aggiudica questo titolo vince un premio simile a quello per gli assoluti Leone di San Marco, però più piccolo. Anche in questo caso è un premio itinerante e il gruppo vincitore nell'anno precedente dovrà rimetterlo in palio prima dell'inizio della gara. Infatti è stata la prima cosa che si è svolta prima di cominciare. Ci siamo un po' zittiti per sentire il vociare dei ragazzi, molto bello. E anche del pubblico che si è più assiepato, c'è più gente. Si è rimesso d'altronde dalla parte dell'ombra. Naturalmente sì, però si sta già meglio di qualche ora fa. Di prima, sì. E naturalmente si sta oltretutto meglio anche rispetto a ieri sera, che c'era un freddino abbastanza importante, l'umidità. Ok, allora si esibisce per squadre under 15, primo gruppo Città della Rocca. Si prepari poi Borgo Veneto con anche i musici in gara. Dovete rompere le porte. Io sono troppo vecchio. Devo rompere a te e io
Adesso si esibiscono Borgo Veneto e in gara ci sono anche i musici. Si prepari Tempesta 1, anche loro in gara con i propri musici. Dai ragazzi! Se si aggira 1 milione da un mese a sta parte, uguale. E si esibisce adesso il gruppo Tempesta 1 Noale, dove verranno giudicati anche i musici.
Si prepari, Tempesta 2 Noale. In un momento strano nella vita, esplode, prende un può essere che a mattina sbaglia quella sembra che era uno svolpino. Passato i pensieri. Adesso che finire a scuola. Ancora finire tutto.
Si esibisce Tempesta 2, Puoi passare più grande, se si prepari Megliadino San Vitale. perché è un fisico. Ti dai 2 anni che non ti fa niente. No, ti pensionato.
E adesso sono pronti ad esibirsi Megliadino San Vitale. Si prepari il gruppo degli arquatesi. Io sono contento.
Ora si esibisce l'ultimo gruppo per le squadre under 15, gli arquatesi, dopodiché ci sarà una pausa, così i giudici prepareranno la conclusione finale, la classifica ed infine anche le premiazioni. Ok, allora adesso lasciamo lavorare un attimino i giudici. Roberto, metti su un po' di musica, dai, un po' di musica in alternativa così. Nel frattempo poi passiamo agli schieramenti e naturalmente anche alle premiazioni. Alle premiazioni e tutto.
Ringraziamo gli amici tecnici audio di Electrofox che ci hanno supportato da ieri pomeriggio. Roberto, Stefano, ieri c'era Cristian. Sì, che ci hanno supportato da ieri pomeriggio con tutte le problematiche che poi si sono create, no? Perché abbiamo dovuto trasferirci perché qui c'è stata un po' la pioggia, quindi siamo andati al palazzetto di Schiavonia. Poi siamo rientrati con quelle frescolino. È stato un pomeriggio movimentato. Sì, è stata una serata anche umidiccia. Ieri sera sì. Umidiccia. Poi oggi finalmente, insomma, dai, siamo scaldati, ci siamo Roberto. un po' asciugati. Allora Stefano, ci vai un po' con la nostra musica, un po' di sottofondo, dai, finché i ragazzi si preparano.
Adesso si schiereranno come quando abbiamo iniziato. Adesso nel campo di gara entra Borgo Veneto. Si aggiunga Megliadino San Vitale. Adesso è pronto ad entrare il gruppo Tempesta da Noale. Entri adesso come ultimo gruppo Arquapo Lesine. Adesso io chiederei una cosa, visto l'impegno che hanno profuso questi atleti, di fare un bellissimo applauso per ringraziarli per lo spettacolo che ci hanno dato. Un saluto a tutti voi, ma in particolare io do un saluto per il ricordo che ho del Palio di Noale. Ci sono stato diversi anni e sono stato felicissimo. Naturalmente i ragazzi, è il costume della cerva questo qui davanti, giusto?
Ah, del drago. Mi sono dimenticato, dai, nel corso, scusate, perfetto. Vabbè, comunque fa parte delle varie contrade, no? del Palio di Noale. Il bellissimo Bala d'Oro, no? L'entrata delle diciottenni all'interno della piazza centrale. Bene, ok. Allora, prima delle premiazioni, la nostra presidente della Giostra della Rocca, Paola Signoretto, vuole fare degli omaggi ad ogni gruppo. Però prima deve fare i saluti anche, Prego. Grazie a tutti. Innanzitutto grazie per questa meravigliosa festa, siete delle giovani risorse ed è stato bellissimo vedervi. Avete un entusiasmo e un'energia che è difficile da trovare ed è bellissima da percepire, quindi grazie veramente tanto per la bellissima festa che avete fatto oggi. Come Giostra della Rocca e come amministrazione comunale desideriamo offrirvi questo piccolo omaggio che è il calendario celebrativo della 40ª edizione della Giostra della Rocca, perché quest'anno noi compiamo 40 anni, non sono pochi ma sono anche tanti, quindi questo è un piccolo omaggio per voi e per tutte le vostre squadre, ringraziandovi ancora tanto. Grazie Paola. Anche perché è in pieno svolgimento la preparazione della 40ª edizione della Giostra della Rocca, ci saranno tante novità quest'anno, sai? Sì, e quindi sul calderone dobbiamo prepararci tutti quanti. Sì. Possiamo proseguire con i gagliardetti. Andrea Sorze. Dobbiamo chiamare Andrea Sorze e Michele Fiorati. Grazie Paola. Anche perché grazie a questi due facciamo un bel applauso. Un applauso ad Andrea e Michele. Sono delle macchine da guerra questi ragazzi che abbiamo conosciuto, Instancabili. Che naturalmente ci hanno preparato i testi e quant'altro, quindi sono anche i nostri autori, ok? Siamo abituati a avere sempre gli autori e qui li abbiamo trovati. Assolutamente sì. A parte i tecnici audio, luci che ci seguono. Oltre al gagliardetto della Giostra della Rocca viene consegnata anche una stampa dell'artista Luigi Masin. La sta spiegando, hai visto? Grazie Andrea, grazie Michele, grazie alla nostra Paola Signoretto. Nel frattempo sono giunte le classifiche finali per quanto riguarda la specialità dei singoli per gli esordienti e per i giovanissimi. Allora siamo curiosi. Al quinto posto con 19,64 gli sbandieratori arquatesi 1 Sivieri Giacomo. Quarto posto Tempesta Noale 1 con Amelia Vedoato. Terzo posto. Aspetta, stiamo fermi. Siamo fermi, il medagliere. Andiamo avanti. Al terzo posto con 25,94 Megliadino San Vitale Marchioro Leone. Eccolo qua. Ho aspettato, scusa, stavano suonando. Allora, secondo posto, sbandieratori arquatesi 2 con Viola Tomaini con 27 punti, 16.
e si aggiudica il primo posto con un punteggio di 27,88 sbandieratori arquatesi 3 Fenza Francesco. Adesso passiamo invece alla classifica finale dei giovanissimi, specialità singolo. Quarto posto con 17,80 con gli sbandieratori arquatesi 1 Asia Serpa. Al terzo posto con 19,15 Tempesta Noale Gottardello Paride. Secondo posto con punti 21,90 Megliadino San Vitale 1 con Natalia Baschirotto o Natalia. Si aggiudica il primo posto con un punteggio di 27,59 sbandieratori arquatesi 2 Fenza Emma. Adesso passiamo alla categoria sempre singolo under 15. Ottavo posto con 14,42 Megliadino San Vitale 3 con Giorgia Rinaldo. Al settimo posto con 16,80 Città della Rocca 1 Greggio Alessandro. Sesto posto con 17,15 sempre Città della Rocca 3 con Ginevra Bisighin. Al quinto posto con 18,76 Città della Rocca 2 Ben Said Tahir Sharif. Andiamo al quarto posto, 18,95 Megliadino San Vitale 1 con Riccardo Albertin. Sale sul podio con un punteggio di 20,12 Megliadino San Vitale 2 Nola Evelyn. Secondo posto con 22,44 di punti, sbandieratori arquatesi 1, Dessi Marco. Si aggiudica il primo posto con un punteggio di 25,42 Tempesta Noale 1 Casson Giacomo. E adesso passiamo alla specialità coppia esordienti. Secondo posto con 25,50 sbandieratori arquatesi 1 Fenza Tomaini.
secondo posto. E al primo posto con un punteggio di 26,48 Megliadino San Vitale 1 degli Stefani Marchioro. Adesso specialità coppia giovanissimi, quarto posto con 19 punti 83 Megliadino San Vitale 1 con Baschirotto Zanellato. Al terzo posto con 25,15 Tempesta Noale 2 Basso Vedoato. Secondo posto con 26,11 Sbandieratori Arquatesi 1 Ballani Serpa. E al primo posto con 26,13 Tempesta Noale 1 Coletto Corrò. Adesso specialità coppia under 15. Sesto posto con punti 16,61 Tempesta Noale 1 con Corrò Nori. Quinto posto con 19,21 Città della Rocca 1 Ben Said Greggio. Quarto posto con 21,08 Sbandieratori Arquatesi 1 Andretto De Velchi. Saliamo sul podio al terzo posto 21,56 per Sbandieratori Arquatesi 2 Boldrin Felisatti. Secondo posto con 24,56 Sbandieratori Arquatesi 3 Altieri Dessì. Si aggiudica il primo posto con un punteggio di 25,54 Megliadino San Vitale 1 Nola Rinaldo. Allora adesso passiamo specialità musici esordienti, classifica finale, primo posto con punto 96 Megliadino San Vitale 1.
Andiamo, grande squadra. Aspetta. Rullo. Naturalmente questi qua si ricaricano immediatamente, non hanno... Sì, sì. hanno... Adrenalina, adrenalina. Allora adesso grande squadra, classifica finale esordienti. Terzo posto con 10.66 Tempesta Noale 1. Pronti per la foto? Ok. Al secondo posto con un punteggio di 19,93 Sbandieratori Arquatesi 1. Allora adesso primo posto con 22,74 Megliadino San Vitale 1. Fatta già la foto, benissimo. Allora, grande squadra, classifica finale giovanissimi, quarto posto con 15,69 Borgo Veneto 1. Terzo posto con un punteggio di 16,08 Tempesta Noale 2. Secondo posto con 17,55 Megliadino San Vitale 1.
E con un punteggio di 19,47 si aggiudica il primo posto Tempesta Noale 1. Adesso andiamo a specialità musici, classifica finale giovanissimi. Secondo posto con 3 punti e 47, Sbandieratori Arquatesi 1. E dal primo posto con un punteggio di 12,32 Megliadino San Vitale 1. Adesso procediamo alla classifica finale, specialità grande squadra under 15. Sesto posto con 16,37 Borgo Veneto 1. Quinto posto con 17,07 Tempesta Noale 2. Quarto posto con 18,47 Città della Rocca 1. Al terzo posto con un punteggio di 21,53 Megliadino San Vitale 1. Secondo posto con 23,09 Sbandieratori Arquatesi 1.
aggiudica il primo posto con un punteggio di 23,71 Tempesta Noale 1. Dovrebbero esserci Ed anche le premiazioni sono giunte al termine. Allora noi siamo abituati all'interno della conclusione della Giostra della Rocca con tutti... C'è qualcosa? C'è qualche verifica? Una classifica? Dove è andato il giudice? Noi abbiamo letto quelle che ci hanno passato, ragazzi. Adesso vediamo, forse non lo so. I giudici sono andati via tutti, hanno abbandonato la nave. Mi dicono che manca una classifica, ragazzi. Noi abbiamo letto i foglietti che ci sono stati passati, ragazzi, non è che non ci siamo permessi assolutamente. Guarda bambino. Andrea è andato a verificare, un attimo che verifica. Aspetta che non ho più invece. No, guarda, quelli lì sono i foglietti che ci hanno passato. Ecco che si stanno consultando, infatti, sì. Dietro le quinte. Così, la diretta. Beh, adesso la diretta, il bello della diretta, dai. Allora, nel frattempo, finché cercano qualcosa, stavo dicendo che noi abbiamo una consuetudine. Tutte le 9 contrade alla conclusione, no? Suonano all'impazzata, all'unisono. Le contrade di Monselice. Di Monselice, sì. Per cui anche voi dateci un suono, un saggio dei vostri tamburi, delle chiarine. Dai, pronti? Siete pronti? Avete ancora carica? 1, 2, 3, vai, suonate! Fateci ascoltare qualcosa! Tutti insieme, dai! Hanno scaricato le batterie, non sono abituati. Beh, chi vuole può farlo. Suonate, suonate! A caso! Hai saluto, hai saluto! Energia positiva, grazie. Dai. Allora, nel frattempo Roberto, è stato recuperato Abemus la classifica finale per i musici under 15. Allora, secondo posto con 0.6 96 è questo qui, 96 Borgo Veneto 1. Questo dei musici under 15. Venite a prendere le medaglie. Era rimasto nel computer questo. Probabilmente sì. Ecco qui Borgo Veneto. Ti hanno fatto le correzioni.
ed al primo posto con un punteggio di 7,53 Tempesta Noale 1. Oh, è l'itinerante di chi è? La classifica finale l'hanno lasciata leggere a me, non so perché. Siamo arrivati alla classifica che tutti stavano aspettando. Il medagliere. Allora, è una decisione difficile, una classifica difficile. Allora, parto dal quinto posto, Città della Rocca. Al quarto posto, con un argento, Borgo Veneto. Al terzo posto, con 2 ori, Arquà, sbandieratori arquatesi. Ne restano 2. Tempesta di Noale e Megliadino San Vitale. Gli ori sono gli stessi, 5 ori a testa, però valgono gli argenti. Al secondo posto con 5 ori e 0 argenti, Tempesta Noale. Al primo posto si aggiudica il titolo di miglior gruppo giovanile del Veneto con 5 ori e 2 argenti, Megliadino San Vitale.
ecco consegnato il premio itinerante. Lo scorso anno lo teneva il gruppo di Arquà e quest'anno va a Meliadino San Vitale. Buoni festeggiamenti a tutti, complimenti! Alla prossima, ciao!